Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospiti, ovviamente parleremo sempre di questo virus, dell'economia, dei vaccini, di che Natale sarà, perché il titolo di questa trasmissione è Che Natale sarà, e dunque che Natale ovviamente i cittadini italiani attendono, aspettano e vedranno e capiranno cosa faranno in questo e per questo Natale. Ospite Wanda Pellizzari, consigliere comunale di Padova, grazie. Bitonci sindaco, grazie Bruno Cesari, imprenditore, progetto nazionale, grazie. Grazie a Domenico Crisarà, presidente ordine dei medici di Padova, grazie Domenico, e grazie anche a Franco Corti, Partito Democratico, è il futuro candidato come segretario unico cittadino di Padova per questo partito, quindi grazie a tutti di essere qui. Se volete continuare quella discussione che avevate iniziato prima di entrare in trasmissione, Bruno Cesare e Domenico Crisarà, io avrei piacere, perché così il mio ascolto televisivo aumenta, molta gente si ferma e quindi mi farebbe molto piacere, augurandomi che anche riescano a comprendere qualcosa di quello che dite, cioè con un gergo anche comprensibile. Cosa stava dicendo Crisarà? Ovviamente stiamo parlando di questo Covid che non ci sta dando una mano per niente, che tutti noi ne abbiamo già parlato, che il Consiglio la settimana scorsa pensavamo terminasse, invece anche oggi numeri impressionanti, è una situazione che nessuno si aspettava, dicono i maligni che molto probabilmente saremo zona rossa, non lo fanno perché altrimenti il commercio andrebbe in grossa difficoltà, i ristoratori pure, quindi ci tengono lì sul filo del rasoio, ma a livello proprio pratico dovremmo già essere in un'altra zona, non sicuramente quella bianca. Lei è presidente dei medici di base, cosa mi racconta di tutto ciò? Ma cosa vuole che le racconti? Quello che sono i numeri, quello che sono le evidenze. Noi abbiamo un numero di contagi che è superiore a quello dell'anno scorso dello stesso periodo, e abbiamo un numero di occupazioni delle rianimazioni e delle terapie intensive, soprattutto il numero di morti, che è infinitamente più basso, notevolmente diciamo più basso. Quindi questo intanto è un dato oggettivo che, se si vuole escludere un intervento divino, è da dare il merito al vaccino, certo, senza discussioni e senza nessun altro ragionamento. Senza ma. Tant'è che tra l'altro si sta vedendo che l'età di chi va in terapia intensiva non vaccinato si sta abbassando. Abbiamo già i primi casi, nel senso di più di un caso, di bambini piccoli. Abbiamo adesso in terapia intensiva un bambino di qualche mese, in cui tutta la famiglia si era fatta, perché sostanzialmente, direttore, quello che sarebbe utile, prima di tutto per i medici, dire pubblicamente che questa è una situazione completamente nuova, che non è mai stata conosciuta questa dall'umanità, e che ha bisogno di provvedimenti via via che si va avanti nel tempo, attraverso le armi scientifiche e tecnologiche che il sistema a disposizione. Quindi lo dico in una maniera magari sbagliata, sono d'accordo ovviamente che il vaccino ha evitato ovviamente molti di noi in terapia intensiva, perché tra l'altro lo penso anch'io, però vuol dire che ovviamente un vaccino ha bisogno di un tempo, uso un termine, e noi stiamo un po' facendo delle cavie, più o meno, lo dico in maniera brutale, non così. Guardi no, perché cioè parlare di 2-3 miliardi di cavi mi pare esagerato, perché in questo momento è questo. No, ho esagerato, però ho capito il concetto. Però giusto. Allora bisogna fare il conto con che cosa era la tecnologia e che cos'è la tecnologia. Nessuno di noi accetterebbe più di fare un viaggio Padova-Roma in 5 ore di treno, perché adesso viaggiamo col Frecciarossa. Io così e quindi, è questo che stavo dicendo. Io vi invito a guardare un Frecciarossa, quanta tecnologia ha, compresa quella che gli si apre lo sportellino per metterci il piede. Certo, ho e la stessa cosa vale per i vaccini.
come si facevano i vaccini 10, 15 anni fa, 20 anni fa, non è come si fanno i vaccini adesso. Tra l'altro i cosiddetti carrier, le mRNA, così, non è una roba che hanno creato adesso per il vaccino, è un sistema di trasporto che da anni viene usato per i farmaci oncologici. Ma allora, mi scusi l'avvocato, dottor Crisara, mi scusi, io faccio un po' di riassunto, le premetto, tanto per essere chiari, che io sono pro vaccini, li ho fatti tutti, prima, seconda, terza, se mi dicono di fare la quarta, la quinta, io la faccio, ho fatto quello antinfluenzale, pneumococco, ne ho fatti chi più ne ha più ne meno, dunque li ho fatti tutti e li farò tutti. Però uno che mi dà un vaccino, quando è venuto fuori il vaccino, io le faccio un esempio pratico che è successo a me, e quando ho fatto il monoclonale, ovviamente mi hanno fatto il test per vedere quanti... BAU. Non ho capito. Si chiamano BAU. Via uno, Gli anticorpi, antibody. Cesaro, se io parlo a tutti gli italiani via uno capiscono. Anticorpi. Se io dico anticorpi, facilizzando, no, che non parliamo che siamo in aereo, via uno non capiscono. Gli anticorpi che avevo 4 anticorpi. Dopo aver fatto la terza dose di vaccino, questo era nel referto, glielo faccio vedere, mica le racconto. Dopo aver fatto il terzo vaccino, che non è entrato ovviamente in funzione perché l'ho fatto il giorno prima, il giorno dopo ho preso il Covid. Dopo aver fatto il monoclonale, ho fatto di nuovo il test anticorpi, ne avevo 18.000. La domanda che le faccio è questa, per questo ho fatto questo esempio. Il vaccino che mi ha dato, io l'ho fatto esattamente dopo 6 mesi, vuol dire che scadeva molto prima dei 6 mesi la vera forza degli anticorpi, e vuol dire che inizialmente ci avevano detto guardate il vaccino può durare un anno, no, un anno impossibile, dura 9 mesi, no, 9 mesi no, poi 6, e sembrerebbe che questo vaccino abbia una forza, veramente forza di evitarlo, 3-4 mesi. Sì. Domanda. Bisognava provarlo così tanto tempo per farlo capire, oppure è una cosa banale quella che ho detto io? No, non so se sono stato chiaro. Allora, è stato chiaro. E le chiedo scusa se io non ho il gergo o il vocabolario di... Torniamo un attimo ad esempi facili. Domenico Crisara, se non ho il vocabolario di Cesaro, perché io sono più semplice per i nostri telespettatori. Allora, per cambiare un attimo solo e far capire come funziona il sistema, noi in questi giorni stiamo facendo l'antinfluenzale, giusto? Giusto. E quindi lo stiamo facendo a novembre per i 2 picchi, che sono quello di dicembre e quello di febbraio. Se l'influenza andasse avanti oltre marzo, noi saremmo costretti a fare una seconda dose. Certo. Questo qua su un virus che è non studiato, strastudiato. E allora perché ci avevano detto che durava molto tempo? Perché qui è un errore che fa la mia categoria, e alcuni della mia categoria, di dare certezze e dare risposte certe su qualcosa che è in piena evoluzione. Questo non vuol dire che gli strumenti che mettiamo in uso, come i vaccini monoclonali, non siano efficaci. Dobbiamo verificare giorno per giorno, che non significa sperimentare. Quindi è un errore di comunicazione, definiamola così. Il problema è questo, questa è una malattia nuova, certo, mai conosciuta, mai studiata. Perfetto, Bruno Cesaro. Per cui c'è la necessità di avere dei tempi di studio. Certo. La tecnologia ci mette nelle condizioni di trovare le risposte e poter fare le controffensive alla malattia in tempi infinitamente più rapidi che nel passato. Ho capito. Bruno Cesaro, d'accordo su quello che dice il dottor Crisara? Ma io non sono un medico, per cui non è che posso obiettare aspetti medici che mi pare comunque non abbia menzionato particolarmente. Io ritengo che una pandemia, che effettivamente è una pandemia, è meno grave di altre pandemie che abbiamo vissuto nella storia dell'umanità. Io penso che, visto che il titolo è Che Natale sarà, io spero sia un Natale... Cesaro, per cui sei troppo maleducatamente, è meno grave se termina, perché se continua non so diventerà Ma molto grave. vede Borile. Allora, ha fatto una caterva di morti, non è che sia meno grave.
Se volete io muovo la bocca e voi parlate, cioè faccio il ventriloquo, lo fate voi. Cioè io sto esprimendo un concetto, se mi fermate sulla prima preposizione è normale che non si riesca a capire. Non deve usare il plurale, io posso fermarla qui. No, lei sì, vabbè, se vuole fermarmi però mi concede certo, che esprima un parere. Ho fatto solo allora, una io prima cosa. che iniziasse la trasmissione ho avuto uno scambio simpatico con il dottore Crisarà, dicendo che all'inizio del secolo scorso abbiamo avuto la spagnola, no? La spagnola, gli ultimi dati che io ho letto, e probabilmente non sono corretti, ma ha fatto dai 50 ai 100 milioni di morti, no? La spagnola durò da febbraio del 1918, il primo caso fu riscontrato in Kansas, ma si chiamò spagnola perché la Spagna era neutrale ed è l'unica che parlò di questa influenza, chiamiamola così, perché gli altri erano belligeranti, per cui era meglio che non ne parlassero per lo spirito che dovevano infondere nelle truppe, e durò fino ad aprile del 1920, facendo una strage immane. Non c'erano antibiotici, non c'erano cure, oltretutto uccise tutti i ragazzi, quasi tutte persone giovani, perché ci fu una risposta immunitaria tremenda che... questa tempesta si chiama, no? Immunitaria, che uccise quasi tutti, fra 20 e 40 anni. Durò 26 mesi. L'influenza l'asiatica, l'abbiamo sentita tutti, non l'abbiamo vissuta, però l'abbiamo sentita, durò esattamente 2 anni, no? E non c'erano vaccini, se non un vaccino sperimentalissimo iniettato a pochissime persone. L'influenza di Hong Kong, l'influenza asiatica, durò dal 57 al 59. Ci fu l'influenza di Hong Kong, sempre virus SARS, come questo, magari diversi ovviamente, durò 15 o 16 mesi. No? Io ritengo, e lo dico come un segno di speranza, non sono medico, non sono un virologo, ma io spero che questa variante che chiamano Omicron sia l'ultima fase del virus. La fase più virulenta, più contagiosa, ma meno grave. E proprio ieri ho letto le notizie sull'Inghilterra. In Inghilterra hanno mediamente 50.000 contagi al giorno, cioè per cui 2 volte e mezzo quelli dell'Italia, hanno 120 morti, nell'ultima settimana 120 morti al giorno. Hanno scritto, gli inglesi, hanno scritto che la variante Omicron ormai ha raggiunto il 40% dei contagi, cioè su 100 contagi 40 sono variante Omicron, però su 120 morti che ci sono stati c'è stato un morto per la variante Omicron. Cioè, secondo me, e voglio essere ottimista se mi concedo una volta tanto, secondo me è la fine, stiamo raggiungendo la fine della pandemia. Finisco solo dicendo che nel 1920, in aprile, in marzo, quando si stava finendo la spagnola, che uccise il 4% della popolazione mondiale, 4%, cioè è 80 volte più mortale e più letale, non lo so, ma più mortale del Covid. Non c'erano vaccini, non c'erano antibiotici, non c'era nulla, eppure il virus si adattò, perché il dottore lo sa, che i virus si adattano, i virus non sono... come il cancro che ti fa morire, il virus vuole vivere dentro un organismo. Io mi auguro che lei abbia ragione. Spero di aver ragione. Oggi ho letto proprio una notizia che arriva dall'America, non mi ricordo benissimo su che quotidiano, su che TV, dove dicevano invece che arriverà in maniera prepotente nei primi mesi del 2022 in Europa e farà davvero molti danni. Direttore, io mi auguro abbia ragione Cesare. È perfetto il ragionamento, dottore. Manca un piccolo passaggio, che nelle pandemie precedenti, soprattutto per quanto riguarda la spagnola, i trasporti e gli scambi globali erano assolutamente limitati nel tempo e nello spazio, cioè per spostarsi da un continente all'altro ci si impiegava mesi, perché per andare in Argentina o in Australia ci voleva un mese, 2 mesi di nave. Certo. E si spostava pochissima gente. Questo che cosa faceva? Fa sì che questi focolai, queste cose che chiamiamo le varianti, eccetera, rimanessero limitate lì nella zona e creassero
a furia di contagi, perché stiamo parlando di 100 milioni di morti. Ne ricordare che sarà quando c'era la peste, arrivavano a Venezia, rimanevano su un'isola. Esatto, cioè, l'hanno inventata qua la quarantena, non l'hanno inventata da un'altra parte. Esatto, sì, certo. Poi non si può fare un paragone. Le do i dati però di oggi, che non so se li sa, che praticamente oggi ci sono stati effettuati 634.000 rotti tamponi molecolari antigenici, il tasso di positività è al 3,6%, ieri era al 2,7%, quindi dunque ci sono volevo finire questo concetto. Do i dati così che ma infatti, perché non è che si può fare e oggi 129 morti. Non si può fare il paragone col 1600, la peste bubonica che ha sterminato metà dell'Europa, perché non ci sono le stesse. Il problema qual è quindi? Che quindi queste varianti restavano isolate in quell'area, in quella popolazione, la popolazione si autoselezionava, certo. Quindi si creava questa immunità di gregge che non era creata dai vaccini, ma era creata dai morti, chi moriva, e restava là. Noi invece che cosa abbiamo adesso? Che la variante Omicron stava in Sudafrica, cioè esattamente dalla parte opposta del globo, e ha impiegato, da quando l'hanno fatta in Sudafrica, cos'è che hanno impiegato? Meno di 4 giorni per trovare la variante in Olanda, insomma in Europa. Ed è questa continua velocità con cui le varianti girano che danno, non siamo in grado di prevedere i tempi. Quella all'epoca si limitò a 4 anni, perché? No, 26 mesi. 26 mesi e ammazzò 100 milioni di persone. Vabbè, quindi... E dopodiché quindi il problema grosso sono, e torniamo alla cosa, sono gli scambi tra le persone, sta la velocità con cui le persone girano non nel loro solo ambiente ma nell'ambiente mondiale. Perfetto, nel completare ovviamente i numeri, perché sono quelli poi che contano, ci sono praticamente 870 pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 più di ieri, e gli ingressi giornalieri in ospedale oggi sono una media di oggi 84, una media quasi vicino ai 100 insomma, di ingressi ospedalieri. Corti rapidamente prima della pubblicità, poi vi do la parola, la trasmissione è lunga. Sì, la domanda che Natale sarà, ce lo stiamo cominciando a raccontare questa sera, è giusto prendere la prospettiva storica, però fare previsioni è difficile, e quello a cui stiamo assistendo è che stiamo tornando a vedere una serie di problemi che pensavamo di aver accantonato qualche mese fa, e invece abbiamo visto, quello che vediamo è un'evoluzione molto veloce dello scenario epidemiologico. Fino a 2 settimane fa la zona gialla anche in Veneto era abbastanza distante come idea. Quindi quello che ci dobbiamo chiedere è quanto siamo pronti a reagire. Le dirò, Corti, che la zona gialla è più o meno come quella bianca per chi ha il Green Pass. Non cambia infatti la differenza rispetto all'anno scorso è solo questa è chiara. La mascherina. Quest'anno abbiamo il vaccino, che è la risposta che abbiamo, l'unica in questo momento che abbiamo per rispondere a una serie di problemi, a quella necessità che hanno le persone di voler salvare la socialità, perché se ci chiediamo che Natale sarà, tutti si chiedono chi può, come potrà vedere i propri cari. Dicevamo prima, gli spostamenti è quello che ci differenzia dai secoli scorsi, ed è anche la possibilità di rivedere persone in un anno che è stato complicato per tutti, e questo è quello che stiamo mettendo a rischio con uno scenario che è difficile prevedere, perché quando si parla di crescita esponenziale dello scenario epidemiologico vuol dire che tra una settimana riusciamo a prevedere, ma già tra 2 o 3 chi è in prima linea oggi ci dice che la situazione negli ospedali non è semplice da gestire, quindi è una pressione che magari da fuori non percepiamo ancora, ma che chi è in prima linea col vaccino ci dice guardate, nonostante tutto quello che stiamo mettendo in campo, la situazione è emergenziale. Fermo lì, pubblicità, poi vado dalla Wanda Pellizzari. A tra poco.